Buonasera a tutti, benvenuti, un saluto e un benvenuto da parte dell'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, l'IVESER. Io sono Giovanni Sbordone. L'IVESER ha organizzato questa presentazione virtuale, questo incontro virtuale di presentazione del volume Notte e Nebbia a Dachau, dedicato alla figura di Bartolomeo Meloni. Abbiamo presente l'autrice Rita Arca e ne parleremo con due storici della resistenza veneziana come Marco Borghi e Giulio Bobbo. Ecco, il volume è stato pubblicato appunto quest'anno per l'editore Iskra e quindi fresco di stampa. Ecco, mi limiterò a una brevissima presentazione. Quello che vorrei dire è che da qualche anno ormai la storiografia e anche l'opinione pubblica si interroga sul fatto che molti dei crimini del nazifascismo hanno richiesto una grande organizzazione. Pensiamo alla deportazione di migliaia di milioni di persone ha richiesto ovviamente una grandissima macchina organizzativa e quindi la collaborazione in qualche modo di migliaia, di centinaia di migliaia di persone. E quindi ci capita spesso di domandarci come mai queste persone abbiano collaborato, siano stati in qualche modo complici di quella macchina, di quel grande crimine organizzato, diciamo così, di quella grande macchina criminale. Se, come dire, per convinzione, se perché non sapevano, eccetera. E quindi ci colpisce particolarmente trovare delle persone, in qualche modo, delle occasioni, dei casi in cui l'ingranaggio di quella, appunto, un piccolo ingranaggio di quella grande macchina si sia opposto, abbia agito secondo coscienza e si sia opposto e abbia inceppato quella grande macchina e come in questo caso abbia pagato con la vita. Però adesso ovviamente non voglio togliere spazio ai relatori e dunque mi limito a presentare, a cominciare naturalmente dall'autrice che parlerà per ultima, ma la presentiamo per prima. Rita Arca è una docente di lettere negli istituti superiori della provincia di Oristano, ma appassionata di storia e di ricerca storica, che alcuni anni fa, in qualche modo sulle orme del conterraneo Bartolomeo Meloni e sulla via di Dachau, ricostruendo il percorso verso questa tragica meta di Bartolomeo Meloni, è giunta a Venezia e quindi poi lei e Marco Borghi ci racconteranno un po' come è avvenuto anche questo incontro che ha, come dire, ha portato a questa nostra iniziativa di questa sera. E poi parleranno appunto Marco Borghi che insomma diciamo, nell'ultimo biennio, o meglio nell'ultimo anno abbondante è stato occupato questo impegno istituzionale come presidente della municipalità di Venezia Murano Burano, ma insomma non ha abbandonato la sua passione per la storia e sicuramente non ha dimenticato di essere stato per 20 anni direttore dell'IVES e come storico si è occupato appunto soprattutto di storia della Resistenza e di storia della Venezia durante negli anni 40. Così come Giulio Bobbo, anche lui da anni collaboratore dell'IVESER, che appunto studioso della Resistenza e della Venezia in tempo di guerra, come recitava il titolo della sua tesi di laurea ormai diversi anni fa, ma insomma che poi è tornato più volte a occuparsi della Resistenza a Venezia e per esempio in tempi più recenti, anche se non recentissimi, ha curato il volume di memorie inedite raccolte da Giuseppe Turcato alcuni anni fa. Ecco, credo che a questo punto io posso fermarmi e lasciare la parola a Marco Borghi per appunto una sua introduzione. Sì, grazie Giovanni, buonasera a tutti. Naturalmente questo è uno degli eventi l'iniziativa che si inserisce in questo ormai lungo mese della memoria, per fortuna non più un giorno, ma un insieme di iniziative, eventi che coinvolgono veramente
tante associazioni, tante persone che danno tanto il senso della importanza di questa data. Allora, io sono molto contento di rivedere Rita, seppure in modo un po' inusuale e quindi virtuale, non solo per la distanza che ci separa. Rita abita in una bellissima isola che è la Sardegna, ma perché in qualche modo mi fa ritornare a quegli anni, quindi nel 2010, quando una professoressa ci contattò per avere così la disponibilità di un incontro, di un itinerario sulla resistenza all'interno di una gita di istruzione. Quindi ho molto apprezzato e apprezzo ancora questi gesti, nel senso che una gita di istruzione a Venezia può aprire mondi infiniti di approfondimenti. Rita scelse, tra le altre cose, di quel soggiorno, un itinerario della Resistenza, che tra l'altro era appena stato pubblicato nella guida del 2009, I luoghi della libertà, e itinerari che abbiamo Giulio Bobbo sono stati pensati, realizzati e concretizzati da lui. E quindi, come sempre, la disponibilità è massima. Mi ricordo bene quel giorno, con i ragazzi anche certe volte un po' stanchi, seduti sui ponti, con la professoressa che però in maniera molto tenace li stimolava ad ascoltare questa voce, ma potevano essercene altre. E poi, come spesso succede, tanti incontri finiscono inevitabilmente. In realtà con Rita, nel corso di questi anni, ormai 12, c'è stata una continuità, una frequentazione. Perché? Perché c'era Bartolomeo Meloni. Perché questa figura importante, che poi sicuramente Rita e Giulio andranno a approfondire meglio il sottoscritto, sarda ma veneziana allo stesso tempo, ha fatto sì che con Rita ci sia stata una continuità e una corrispondenza, ormai non più cartacea ma telematica, perché a un certo momento aveva manifestato questa sua intenzione di approfondire la figura di Bartolomeo Meloni e io, se non ricordo male, ho, come dire, stimolato al massimo questa ricerca perché ci sono due motivi sostanzialmente. Il primo è che secondo me la storia delle biografie in questi ultimi anni si è un po' persa. È stata un cavallo di battaglia forse negli anni 80, 70, 80, 90, poi in qualche misura si è un po' affievolita, no? E invece è fondamentale perché al tempo stesso tu restituisci, no, l'esistenza di una persona approfondendo il suo passaggio, il suo percorso, dando elementi invece di contesto generale. Quindi quello che è la grande storia, poi ogni persona in qualche misura incrocia. Primo motivo. Il secondo motivo è perché Rita ha ovviamente approfondito la figura di un deportato politica. Cioè la deportazione politica è ancora oggi un po' sullo sfondo complessivamente, per tanti motivi. Però non ha ancora no, la forza di affermarsi, ma non in contrasto con altre deportazioni. Probabilmente è un filone che dal livello istituzionale stenta ad arrivare. E arrivo a un'altra osservazione e considerazione. Io credo che nella città di Venezia, ma nella stessa dire, azienda delle ferrovie dello Stato, questo nome, nonostante abbia un riconoscimento pubblico importante, ha una targa notevole all'interno del palazzo delle grandi stazioni, ex compartimento
del Veneto a Santa Lucia, ha un'iscrizione nelle prigioni vecchie, dove c'è la circola artistica, ha una pietra d'inciampo, quindi ha un'esposizione pubblica notevole. Tuttavia, ma a cominciare anche forse dal sottoscritto, da altri amici, non è entrato, no, nella memoria pubblica collettiva cittadina. E questo apre degli interrogativi che forse magari più avanti vorrei riproporre anche alla nostra autrice. No? Perché queste figure non siano entrate, ma ne penso anche altre. Manfredi Azzarita, uno dei martiri delle fosse ardeatine, se oggi andiamo in giro a chiedere a Venezia, ai veneziani, chi fosse o chi sia stato Manfredi Azzarita, credo che una buona parte avrebbe delle risposte molto, molto interrogative. Allora, questo è un momento anche di riflessione importante nel giorno della memoria. Capire come e perché si sedimenta o non si sedimenta una memoria pubblica all'interno di una comunità. E chi e come ha il dovere, o in qualche misura la responsabilità, affinché questo tipo di memorie poi diventino condivise, diventino patrimonio comune di una comunità. Ecco, io prima di chiudere e lasciare la parola a Giulio, vorrei ricordare comunque la figura di Bartolomeo in pillola. Un borghese, un grande borghese, un servitore dello Stato, una persona che poteva tranquillamente in quei momenti aspettare, girare la testa, rimanere, come dire, in quella zona grigia più o meno conosciuta e tornare poi, come tanti altri, dopo il 25 aprile. No, Bartolomeo Meloni, no. Bartolomeo Meloni, un ingegnere, fin da subito ha fatto una scelta. Ed è forse questo anche l'elemento fondamentale della portazione politica. Loro sono state vittime perché hanno fatto delle scelte, non sono stati in qualche misura vittime affinché un'idea criminale di razza suprema potesse prevalere e colpire la deportazione razziale. Sappiamo tutti che le risposte di molti deportati che poi non ce l'hanno fatta, ma perché mi prendono? Io non ho fatto niente. I politici invece hanno fatto qualcosa. Allora, oggi forse discutere di questo libro è anche rimettere al centro il discorso della scelta, delle coscienze che a livello singolo, a livello collettivo, perché poi forse Giulio lo dirà, Meloni è all'interno di un circuito, di una rete, un nome per tutti, Silvio Trentin, che si muove subito dopo l'8 settembre. Quindi io chiudo ringraziando Rita, ovviamente facendo i complimenti per questa sua pubblicazione, perché ha riscoperto e dà a noi delle occasioni di ripensare delle figure e a dei veneziani adottivi che hanno onorato questa città e che questa città, credo, debba onorare in modo non così episodico, ma più sistematico. Grazie. Grazie Marco. Sì, allora innanzitutto vorrei dire che sono molto felice di poter partecipare a questa presentazione per ricordare una figura che, come ha detto Marco, non è ricordata come sarebbe stato giusto, almeno fino ad oggi. Io brevemente vorrei ricondurre il mio incontro con la figura di Meloni, appunto, come diceva Giovanni, più di 20 anni fa, quando mi sono cominciato a occupare della mia tesi di laurea, e da neofita ho dovuto cominciare a pensare, farmi un'idea, una sorta di mappa geografica sul chi e il come della resistenza a Venezia.
Venezia è una città che è situata nel nord del nostro paese, per cui è una di quelle città dove sostanzialmente la resistenza è durata quasi 2 anni e quindi ha avuto il tempo per svilupparsi, radicalizzarsi nel territorio e arrivare appunto a un'insurrezione strutturata che, come sappiamo per fortuna, ha portato a una liberazione della città senza grossi problemi. In questo contesto appunto viene fuori la figura di Meloni per vari motivi. Provi a staccare l'audio, Marco, un attimo, per piacere. Grazie, scusami. Allora, innanzitutto partiamo dall'ABC. Allora, Bartolomeo Meloni è un ingegnere che lavora nel compartimento ferroviario di Venezia e quindi lavora nelle ferrovie. Questo è un dato che però va contestualizzato, cioè noi dobbiamo tornare a quella che è l'Italia della metà del XX secolo. Cioè un'Italia che non solo è in guerra, ma è un'Italia che con la tecnologia e le disponibilità economiche di quel paese in quel periodo vede la strada ferrata, la ferrovia come la via di trasporto più importante e strategica per far correre attraverso il paese persone e materiali. Perché appunto noi sappiamo che all'epoca le automobili erano un lusso per pochi e degli aerei non ne parliamo niente, non ne parliamo proprio. Per cui sostanzialmente le ferrovie volevano dire collegare il paese attraverso il paese e fuori. In più siamo in un'Italia in guerra, in un'Italia al suo terzo anno di guerra. Quindi, perché noi appunto la vicenda umana di Meloni si consuma al suo fulcro, diciamo, nella seconda metà del 1943, quando appunto noi sappiamo che con gli eventi armistiziali tutta l'Italia non ancora occupata dalle truppe alleate viene invasa dalle truppe tedesche e Venezia non fa eccezione. In questo contesto, appunto, la ferrovia è la protagonista per quanto riguarda il trasferimento delle truppe tedesche dal Brennero verso il sud, dove si era appena cominciato a combattere questo nuovo tipo di guerra, che diventa a questo punto anche una guerra civile. E in questo contesto, appunto, si inserisce la figura di una persona che, come diceva Marco, non sarebbe stata dovuta, cioè non è stata chiamata una scelta, nessuno gli ha imposto di fare una scelta. Perché? Perché Meloni è un signore che ha una certa età ormai, è un'età che è al di là del richiamo militare se non si è dei professionisti, ha un ottimo lavoro, quindi è un funzionario delle polizie, è un funzionario delle ferrovie, che quindi ha una importanza strategica, come abbiamo appena detto, e che quindi lui, senza grossi scossoni, senza sbilanciarsi da una parte o dall'altra, avrebbe potuto arrivare alla fine della guerra, quindi anche senza, diciamo, diventare un volontario carnefice, avrebbe potuto comunque, facendo il suo lavoro di qua e di là, arrivare fino alla fine della guerra e senza che nessuno poi potesse tornare a dirgli niente. E invece no. E invece lui, fin da prima degli eventi armistiziali, perché noi dobbiamo ricordare che appunto l'armistizio non viene fuori dal nulla, era parte di una lunga crisi nazionale e statale e politica che riguardava l'Italia dell'epoca, quindi con un regime fascista che già dalla fine del 42 è compromesso, e quindi le forze politiche antifasciste che fino a quel momento non avevano avuto la possibilità di muoversi ricominciano a mettersi insieme, ricominciano a parlare per ipotizzare un dopo, che in quel momento nessuno sa cosa sia, e Meloni si avvicina al Partito d'Azione, che era sostanzialmente un partito di socialdemocratico di sinistra, quindi ma non comunista, e si mette a disposizione, aggiungendo anche che lui si è sempre sentito in colpa per non aver fatto nulla per opporsi al regime prima e che lo vuole fare adesso. E quindi noi abbiamo appunto questo funzionario, questo signore realizzato con un'ottima educazione, con un ottimo lavoro e una prospettiva di vita assolutamente tranquilla e florida, che rischia tutto e a un certo punto perde tutto. Perché? Perché appunto, e questo è anche un argomento di cui io parlo sempre quando faccio le guide o quando parlo comunque dello spirito della resistenza nel contesto della resistenza italiana. Meloni comincia a fare il suo lavoro di sabotaggio e di appoggio alle
primissime forze antifasciste, fa il suo lavoro non solo bene, lo fa troppo bene. Nel senso che lui non ha dovuto vivere una vita in clandestinità come altri e quindi non sa, perché nessuno gliel'ha insegnato, perché sia uno stupido, non sa che fare troppo e troppo fare questo lavoro di sabotaggio troppo bene e troppo attaccato l'uno fra un'azione e l'altra attira l'attenzione della Gestapo, dei tedeschi, dei fascisti, che sanno benissimo dove cercare e infatti nel giro di poco tempo lo individuano e lo arrestano. Perché appunto noi sappiamo che i tedeschi arrivano a Venezia l'11 settembre del 1943 e Meloni viene arrestato nella prima metà di novembre del 1943. Questo appunto perché la sua azione di sabotaggio, quindi le sue squadre che avrebbero dovuto garantire il funzionamento dei convogli verso sud, sono le stesse che poi fanno i sabotaggi, cioè mettono la sabbia nei cuscinetti dei freni dei treni, danno agli stessi militari italiani arrestati dai tedeschi e mandati in Germania delle spranghe per aprire la porta dei vagoni piombati dall'interno per farli uscire, fa fermare i convogli in mezzo al nulla perché così poi in mezzo alla campagna o diciamo nello spazio fra il Ponte della Libertà, che all'epoca si chiamava Ponte del Vittorio, e la stazione di Mestre c'è uno spazio aperto e lì possono scendere e avere qualche speranza in più, e facendo questo fa troppo e troppo bene e infatti viene arrestato. A questo punto c'è un'altra figura che è quella di Lindoro Rizzi, che è stato il suo più fido collaboratore, una figura che l'avvocato Biondo mi aveva pubblicamente criticato per non aver celebrato abbastanza in un incontro più di 10 anni fa, che continua lo stesso lavoro e anch'esso viene arrestato dopo poche settimane e insieme a Meloni condividerà la cella in carcere e poi partirà per Dachau, perché purtroppo questa è la fine della storia. Almeno per quanto riguarda la vicenda umana di Bartolomeo Meloni. I tedeschi non scherzano con chi fa sabotaggi ed essere un laureato e non essere un comunista o essere un nobile homo come nel caso di Meloni non aiuta, perché i tedeschi non guardano in faccia a nessuno. Meloni si rifiuta di collaborare con le indagini, viene trasferito a Verona e da Verona poi parte per Dachau, da cui non farà ritorno. Poi noi sappiamo che a Dachau ci vive, cioè ci rimane, non riuscirà a sopravvivere che pochi mesi. Su questo dovremmo anche ricordare il fatto, ricongiungendosi al tema del triangolo rosso, cioè di quegli internati nei campi di concentramento nazisti che erano stati imprigionati perché attivisti politici, perché comunque per motivi politici si opponevano al regime nazista o nel nostro caso nazista e fascista. La percentuale di queste persone di sopravvivenza è del 50% ed è la percentuale di perdite più alta subito dopo quella dei detenuti razziali, dei detenuti ebrei. Quindi questa è la fine di Meloni da un punto di vista umano. E poi comincia appunto la stagione del ricordo, su cui io non insisterò molto perché Rita ha voluto dedicare un'intera parte del suo libro a questo aspetto, però appunto è un fatto che nell'immediatezza del dopoguerra la figura di Bartolomeo viene adeguatamente ricordata. Vengono inaugurate lapidi, viene messo forse quello che è l'aspetto più importante della memorialistica di Venezia a Bartolomeo Meloni, che è il monumento al binario numero 8 della stazione, dove ci sono tutti i nomi dei ferrovieri caduti nella lotta di liberazione, non i ferrovieri caduti durante la guerra che hanno un loro monumento, ma quelli caduti durante la liberazione. Un monumento, appunto, e questo sarebbe un attimo interessante da ragionare, per parlare appunto anche di come le eredi delle ferrovie di Stato portano avanti il tema della memoria, che stava per essere in parte rimosso, perché quando sono stati fatti i grandi restauri della stazione qualche anno fa, che hanno trasformato sostanzialmente una stazione che è servizio pubblico in un centro commerciale che è privato, ma questo è un discorso a parte, volevano aggiungere dei grandi pannelli elettronici per mettere
sapere l'identità e il movimento dei treni, come è giusto, solo che nel caso del binario 8 volevano togliere i nomi e buongiorno e buonanotte ai suonatori. Per fortuna ci fu una mobilitazione, ci fu chi informò l'istituto, che cercò di fare per quanto possibile cassa battente per poter, cassa di risonanza per poter dire che stava succedendo questa cosa, e alla fine questi nomi sono stati semplicemente spostati all'interno della stessa colonna. E poi c'è la pietra d'inciampo che è stata posta grazie all'intervento del nostro per adesso ex direttore, il nostro adesso Marco Borghi, che è stata appunto posta davanti a quella che era l'abitazione di casa sua grazie ai dati contenuti nel registro matricolare del carcere di Santa Maria Maggiore, nel quale siamo riusciti a entrare. Appunto siamo riusciti a trascrivere il nome suo e di tanti altri, e sono stati alla base della fonte che ci ha permesso di capire dove abitava e di celebrare questo luogo in maniera adeguata. Ovviamente ci sarebbero molte altre cose da dire, però penso che a questo punto chi si è collegato vuole sentire parlare l'autrice, e quindi con piacere cedo la parola a Rita e vi ringrazio per l'attenzione. Allora, grazie a tutti, in primis appunto a Giovanni, Marco, Giulio, Stefania, Sandra, Marina, Renato. Mi fa piacere essere qui con voi e ringrazio appunto tutto l'Iveser per l'invito a trattare appunto del mio libro che in effetti è frutto di una lunga ricerca negli anni, ricerca che ho effettuato attraverso alcune biblioteche, in archivi, e anche tra i parenti più vicini a Bartolomeo. Dunque vorrei innanzitutto sottolineare qual è stata la genesi, ecco, del libro stesso, che cosa mi ha portato a scrivere di Meloni. Devo dire che il mio interesse per il tema della deportazione risale agli anni dell'adolescenza, anzi ero proprio una ragazzina, avevo 11-12 anni quando lessi per esempio il diario di Anna Frank, poi successivamente il libro di Primo Levi. Ecco, capii subito che la Shoah, insomma, era veramente un unicum, ma ciò che ha scatenato un interesse veramente forte, un interesse fortissimo, è l'aver letto, quando però ero già adulta, posso dire perché? Perché durante gli anni in cui frequentavo le scuole al mio paese natale, Sant'Lussurgiu, paese dove peraltro per 3 anni ha studiato Antonio Gramsci, e paese purtroppo anche di un gerarca fascista. Quindi la cosa che mi ha impressionato veramente è leggere da adulta la lapide che è dedicata a Bartolomeo Meloni in via Gio Maria Angioи. In quella lapide si parte dalla vicenda individuale di Bartolomeo, che comunque apparteneva a una famiglia molto benestante, ma poiché nella lapide stessa viene menzionata Dachau, il campo di concentramento di Dachau, ecco, da questa vicenda individuale la lapide porta quindi a una storia che ci ha coinvolto con la guerra, una storia che comunque ha coinvolto tutta l'Europa. Quindi ecco, da lì è nato l'interesse, il forte interesse per
decidere di indagare su Bartolomeo, volerne sapere di più. Esistevano già comunque degli scritti che io ho cercato, per esempio sono riuscita attraverso la Biblioteca di Firenze ad avere il libretto commemorativo che nel 46 pubblicarono gli Amici di Venezia, quegli stessi amici che attendevano il suo ritorno, tra questi Armando Gavagnini, che è stato comunque sindaco di Venezia per un breve periodo, ancora un suo caro amico, Paolo Ballero Pes, e soprattutto Don Giovanni Fortin, che in effetti ci dà le pagine più significative, più anche commoventi, diciamo, della storia di Bartolomeo e del suo soggiorno purtroppo nel campo di concentramento di Dachau. Quindi, ecco, partendo da quegli scritti di cui nel libro ci sono alcune pagine significative, poi ho potuto leggere nel libro L'antifascismo in Sardegna, curato da Manlio Brigaglia, una ricerca di Simone Secchi, scomparso da poco purtroppo. E poi nel libro di un altro partigiano, Dario Porcheddu, ho potuto leggere la motivazione della medaglia d'argento attribuita a Meloni stesso. Comunque nel mio libro, ecco, partendo da tutti questi scritti, nel mio libro comunque ci sono diverse novità. Intanto, appunto, avendo effettuato un viaggio a Dachau, ho potuto avere copia del registro in cui appunto si ritrovano i nomi di Meloni, Rizzi e Don Giovanni Fortin, che appunto, come già detto da Giulio, arrivarono a Dachau esattamente il 1° marzo del 44. Quindi oltre a questo, all'elenco dei nomi e dei numeri di matricola attribuiti purtroppo a Meloni, Rizzi e Don Fortin, sempre a Dachau ho potuto avere le varie tappe della Valle Oscura che dovette percorrere Meloni, perché da Dachau venne trasferito anche a Flossenburg, da Flossenburg poi riportato a Dachau. Comunque nel mio lavoro ho inserito diverse foto inedite, foto per esempio di Bartolomeo Meloni, studente al Politecnico di Torino. Il titolo del mio libro, appunto, Notte e nebbia a Dachau, eccolo, è un titolo evocativo. Non voglio spiegarlo del tutto, comunque così come possiamo già intendere dal titolo, Bartolomeo Meloni sparisce nel nulla. C'è comunque un autorevole storico, Enzo Collotti, che parla di un decreto, appunto di un decreto del 41 che appunto Hitler comunque fece firmare al feldmaresciallo Keitel, dove appunto si parla appunto dei deportati politici che finivano appunto nella nebbia più assoluta. Ancora nel mio libro
chiunque lo aprirà troverà per esempio il necrologio che venne fatto pubblicare dai familiari quando dopo circa un anno dalla sua morte si seppe appunto, seppero la notizia della sua morte. Il cuore del libro sono le lettere, comunque le lettere che ho avuto da una pronipote, lettere che Bartolomeo scrisse al fratello Niccolò, che allora in quegli anni era tenente colonnello dell'esercito, quindi altro funzionario militare appunto dello Stato. Comunque di questo parlerò dopo. Comunque nel libro ancora abbiamo un articolo molto interessante che ho ritrovato, un articolo tratto da un settimanale satirico di destra che venne pubblicato nel 49 su Asso di Bastoni. Asso di Bastoni, come dicevo, è un giornale, un settimanale, mi sembra di ricordare. Su questo articolo si critica fortemente Meloni e l'attribuzione della medaglia d'argento a lui data perché come sabotatore delle linee ferroviarie, ecco, ovviamente, dice l'articolo, non si poteva pretendere che gli italiani vincessero la guerra. Ecco, la pagina in cui è contenuto questo articolo è di appunto Asso di Bastoni, è questa. In questo taglio centrale c'è appunto l'articolo di cui sto parlando, un articolo molto polemico e interessante comunque. Ancora ritornando alle lettere che Bartolomeo invia al fratello Niccolò, devo dire che in queste lettere non si evince pienamente non si evincono le sue convinzioni, diciamo, politiche, il suo pensiero politico. Dobbiamo ricordare appunto che sono gli anni appunto in cui c'era il regime fascista, quindi le lettere erano sottoposte continuamente a controllo, come d'altronde si rileva anche da alcune buste pubblicate all'interno del libro, e quindi la censura non permetteva, ecco, a Bartolomeo di essere diciamo veramente chiaro col fratello, né probabilmente voleva questo. Perché? Perché sicuramente la sua scelta dal fratello non sarà stata mai approvata. Comunque dalle lettere stesse si evince il suo spirito pacifista, perché sperava che le lettere alcune lettere sono anteriori allo scoppio della guerra, quindi sperava che non si arrivasse a tale decisione. Comunque appunto con lo scoppio della guerra la corrispondenza col fratello si interrompe. Sempre dalle lettere vi sono alcuni riferimenti al suo stato di salute, spesso si lamenta di avere una salute cagionevole, e comunque vi sono rimandi anche alla Sardegna, al paese stesso dei genitori. Ancora nel libro vi sono alcune testimonianze, ricordo con molto affetto quella appunto dell'avvocato Renzo Biondo,
che quando aveva 17 anni conobbe Bartolomeo. Infatti nel suo libro Giustizia e Libertà e Partito d'Azione ne parla di Bartolomeo, ne parla come di un funzionario dall'aspetto compito, molto serio. Ricorda tristemente il giorno in cui lo vide e lo salutò quando dovette appunto lasciare il carcere di Santa Maria Maggiore per appunto andare a Verona assieme a Rizzi e Don Fortin, da cui poi furono insieme trasportati e deportati appunto a Dachau. Quindi proprio per questa sua scelta e per tutto ciò che hanno ricordato prima sia Marco che Giulio, la sua scelta lo penalizza moltissimo. Sappiamo tutti che dopo l'armistizio, appunto, ma anche prima dell'8 settembre 43, c'è una forte ripresa delle forze antifasciste. Vi sono i 45 giorni del governo Badoglio, poi dopo l'8 settembre, ecco che allora, proprio in quel momento, Bartolomeo Meloni entra in contatto con il capo carismatico che fonderà appunto il Comitato di Liberazione Nazionale in Veneto. Parlo appunto di Silvio Trentin. Quindi Silvio Trentin resta colpito dalla figura di Meloni, tanto che in una lettera a Lusso ne parla come di un uomo che giudica appunto eccezionale, anzi scrive magnifico, sottolineandolo con le lettere maiuscole. Quindi chi è che tratta comunque di queste vicende? Queste vicende vengono trattate, come ha rimarcato anche Marco, vengono trattate da appunto Turcato e da Zanon d'Albò. Infatti io, anche grazie all'aiuto di Sandra Savogin, circa 10 anni fa lei mi inviò alcune pagine tratte appunto da questo libro, da Venezia nella Resistenza. Poi però mi recai, come ha ricordato Marco, mi recai a Venezia e lo ringrazio ancora per averci accompagnato in questo percorso per i luoghi della libertà che nel 2010 io assieme ai miei alunni potemmo effettuare, grazie anche al mio dirigente d'allora, Luigi Roselli, che ha sempre, diciamo, supportato le mie attività, ecco, le mie attività riferite alla valorizzazione della memoria. Quindi voglio ricordare comunque che Meloni non era l'unico sardo che faceva parte del Partito d'Azione, perché agivano assieme a lui anche Pietro Lecis, che era direttore dell'INA a Porto Marghera.
e anche, voglio ricordare, un altro antifascista, Mereu. Comunque molte di tutte le attività che Meloni compì in così breve tempo e probabilmente anche senza troppa prudenza, tutte queste attività vengono riportate nel notiziario storico che si ritrova appunto nelle sedi delle brigate Matteotti, brigate che nacquero appunto successivamente grazie appunto a coloro che furono istruiti da Bartolomeo stesso e che l'aiutarono nelle deviazioni, nei deragliamenti, nei sabotaggi, ma anche nella ricerca di armi. Esistono comunque altre relazioni. Esiste una relazione del comitato tecnico compartimentale ferroviario, quindi tutte queste azioni sono appunto, si possono ritrovare l'elenco appunto delle azioni che Bartolomeo assieme a chi appunto lo appoggiò, tutte queste azioni vengono riportate all'interno del libro. C'è qualcuno che nel libretto appunto che ho menzionato prima si chiede se probabilmente ci sia stato un delatore. È probabile che ci possa essere stato un delatore, probabilmente. Quindi che l'attività di Bartolomeo sia stata segnalata alle milizie fasciste e ai nazisti stessi. Dunque, non ricordo cos'altro posso segnalare, però comunque sia Bartolomeo Meloni, nel momento in cui prende questa decisione appunto la decisione di andare contro le scelte del regime, andare contro la politica nazifascista, compie delle azioni di rifiuto, di rilievo. Quindi, come ha ben detto Marco, pur appartenendo a una famiglia di origini nobiliari, anche questa è storia, sì, magari oggi questo potrebbe farci storcere un po' il naso, però lui non badò neppure a questo, cioè sacrificò appunto anche i suoi rapporti familiari, la sua posizione professionale per una scelta che lo fa uscire pienamente dalla zona grigia ricordata da Marco. Quindi ecco, io ammiro in Bartolomeo Meloni questa decisione, una decisione che comunque lo porterà poi purtroppo, come ben sappiamo, a perdere la vita. Da poco c'è stata una conferenza a Cagliari, una conferenza su appunto Bartolomeo Meloni, e l'Ampi di Cagliari, a nome di Antonello Murgia, ha presentato una richiesta al Comune di Cagliari affinché a Cagliari sia dedicato uno spazio pubblico a Bartolomeo Meloni. A Cagliari nacque, a Cagliari visse sino, intanto frequentò il liceo classico De Tori, poi frequentò i primi 2 anni
primi 2 anni della facoltà di ingegneria civile per poi trasferirsi a Torino dove si laureò. E quindi speriamo che la città di Cagliari accolga questo invito. Grazie a Rita per questo Ecco, se primo intervento. sì, Come? se volete chiedermi Sì, qualcos'altro. adesso facciamo un secondo giro, restituiamo la parola a Giulia, a Marco, se hanno delle altre appunto questioni, domande per le autrici. Prima volevo solo dire che ci sarà poi, come dire, l'occasione per interventi anche, diciamo così, dal pubblico, se si può usare questo termine, in questa sede telematica, sia chi è collegato su Zoom, ma anche chi sta seguendo in streaming su YouTube può eventualmente porre domande attraverso la chat che noi vediamo e quindi potremo poi riferire all'autrice. Prego, Giulio, Marco, chi vuole intervenire? Allora, sì, io adesso che appunto Rita ne ha parlato, mi sembrava fosse giusto che fosse lei a introdurre l'argomento. Parlando, perché nel mio primo intervento ho parlato del personaggio, mentre invece, siccome questa è la presentazione di un libro, bisognerebbe parlare del libro. Devo dire che la cosa interessante di questo libro è innanzitutto notare l'enorme lavoro di ricerca che c'è dietro, perché si vede proprio che è stato fatto un lavoro di ricerca come si faceva una volta, cioè non si guarda su internet ma si va in archivio, si guarda, si rischia, si cerca e quando si è fortunati si trova. E soprattutto quella di restituire non la figura di Bartolomeo Meloni, ingegnere delle ferrovie a Venezia nel 1943, ma Bartolomeo Meloni come persona. E quindi appunto, perché io stesso appunto non sapevo molto di più di questa persona, al di là delle fonti che io, quando mi sono occupato di questa cosa, non sono riuscito a trovare. Per cui, insomma, sicuramente vedere che appunto Bartolomeo Meloni viveva a Venezia da quasi 20 anni, nel momento in cui ha deciso di rischiare e di partecipare alla resistenza a Venezia. Poi a me sembra assolutamente interessante il ritrovamento di questo articolo dell'Asso di Bastoni, che appunto, come diceva Rita, era è stato uno dei primissimi periodici neofascisti apparsi appena è stato possibile, insomma, cioè quando sostanzialmente il governo italiano dell'epoca era più attento a limitare i comunisti che a cercare i neofascisti. E quindi, insomma, l'Asso di Bastoni sostanzialmente accusando Meloni di aver fatto i sabotaggi, ancora una volta, se possibile, conferma quello che è stato il valore e insomma la capacità di Meloni come combattente. Appunto, quindi secondo me è assolutamente interessante avere la possibilità di poter leggere il libro, perché viene fatto una ricostruzione su un personaggio, cioè su una persona che, come mi capita di pensare spesso, rappresenta per certi aspetti quello che è il Novecento, cioè una persona che fa una cosa per un'idea, non che cosa posso guadagnare io da fare o non fare questa cosa, ma io credo che fare questa cosa sia giusta per motivi morali, per motivi politici, e la faccio e rischio e quindi anche muoio in questo caso, come nel caso di Bartolomeo Meloni. Quindi da questo punto di vista lo trovo assolutamente una cosa interessante, e spero che il libro possa girare per le biblioteche degli istituti e possa essere acquisito delle biblioteche, perché si tratta di una figura assolutamente interessante. Ecco, per ora mi fermerei qui. Sì, io se posso, Giovanni, sì, allora intanto mi piace sottolineare un po' anche il milieu politico di Meloni, cioè il Partito d'Azione, perché lo sfondo di quei primi mesi, prima che ancora la resistenza, chiamiamola più politica, comunista, socialista, si organizzi, è una resistenza azionista. Sono gli azionisti che si muovono immediatamente, no? E forse anche questo è uno dei motivi per cui questa figura è rimasta un po' in penombra. Cioè quella cultura azionista che poi
travagliata nel secondo dopoguerra, no? In qualche misura poi messa in angolo, se non tirata fuori ad occasioni speciali, ha un po' fatto ombra su tutte queste figure, che sono tante poi, perché effettivamente veneziani, azionisti e di tutte le classi sociali, ce ne sarebbero tantissime da ricordare. Invece mi fa molto piacere questa richiesta al Comune di Cagliari di intitolare una via. Credo che anche noi a Venezia, noi ci sentiremo con Rita, possiamo in qualche modo stimolare l'amministrazione di Cagliari in modi, nelle forme multiple, quindi istituzionali, associative, affinché appunto una via sia intitolata a questa persona che è un figlio nobile di Cagliari e di Venezia. Quindi con Rita ci sentiremo e sosterremo assolutamente questa scelta, perché la memoria pubblica nasce, vive, e funziona se ci sono poi tutti questi elementi, no? Ovviamente in una via, se tu la intitoli, poi sotto devi scrivere partigiano, patriota o quant'altro, perché se lasci un nome fino a se stesso non ha quell'efficacia poi per la comunità di diventare parte integrante. Quindi una bella notizia e, ripeto, troveremo il modo, come IVASA sicuramente, ma anche qualche altra istituzione che rappresento, di sostenere questa scelta e auspicare che ci sia abbastanza presto un'intitolazione, sono tutti contenti. Grazie. Grazie. Grazie appunto per aver appunto per supportare questa iniziativa. Sarà sicuramente importantissimo avere il supporto dell'IVESER e appunto di tutti voi. Dobbiamo assolutamente essere riconoscenti, debitori nei confronti di Meloni. Grazie appunto a persone come lui, oggi appunto possiamo godere della libertà appunto che appunto grazie alla resistenza abbiamo potuto ottenere. È un atto di giustizia e quindi proprio per questo vorrei anche ricordare l'importanza dei valori democratici, l'importanza di conoscere bene la storia. Anche Luciano Canfora di recente ha detto e ha scritto che senza conoscere la storia si diventa facilmente vittime del potere, soprattutto poi dei poteri a carattere dittatoriale. Quindi rinnovo appunto i ringraziamenti a tutti voi per portare avanti le molte iniziative che vengono supportate dall'IVESER in questo senso. Noi naturalmente ringraziamo Rita per averci aiutato a riscoprire e approfondire questa figura così significativa della storia veneziana di quegli anni. Non so se qualcun altro vuole intervenire, magari Sandra che è stata citata, prego. Sì, io volevo ricollegarmi a quanto ha detto Marco e alla figura di Lecis che ha citato prima Rita. Perché ne parla appunto in Venezia nella Resistenza, ne parla Agostino Zenon del Mo. L'ingegner Lecis era il responsabile appunto dell'INA e in quanto tale, secondo la testimonianza appunto di Zenon del Mo, ha come dire,
coperto le operazioni di sabotaggio che tecnici e operai, tra cui San Nicolò, che era un operaio del Partito Comunista, Lecis era appunto del Partito d'Azione, hanno fatto all'interno della fabbrica per rallentare la produzione, ma ha addirittura nell'avvicinarsi al momento in cui si avvicinava la liberazione, ha addirittura fatto trasportare clandestinamente dagli stessi operai alcuni macchinari particolarmente importanti per la produzione, li ha fatti trasportare a Venezia e nascondere. Quindi una operazione di sabotaggio attiva, continuativa e anche, come posso dire, in primissimo piano. Concordo con il fatto che sottolineava Marco che appunto le figure degli azionisti sono rimaste, diciamo, abbastanza in ombra, pur avendo avuto un ruolo di primissimo piano. Poi volevo aggiungere un'altra cosa rispetto a quanto ha detto anche Giulio sulla centralità del trasporto ferroviario. Beh, questi che vedo collegati lo sanno benissimo, ma non solo l'attività proprio dei partigiani armati di sabotaggio delle linee ferroviarie era centrali, e ci sono partigiani che sono morti, tra cui vorrei ricordare Surace, proprio per le azioni di sabotaggio. Ma vorrei ricordare che la stazione di Mestre è stata letteralmente rasa al suolo, perché appunto Mestre era uno snodo fondamentale delle linee ferroviarie che collegavano l'est e l'ovest, nord e sud della penisola, e attraverso appunto le linee ferroviarie i tedeschi spostavano armi, munizioni e soldati. Basta, ho finito, e complimenti a Rita per il suo lavoro. Tante grazie a tutti. Grazie Sandra, se qualcun altro vuole intervenire, naturalmente basta che lo dica, e non so se forse Giulio ha delle altre questioni, domande da porre a Rita. Ma semplicemente come nota a margine vorrei sapere appunto l'indagine, come è andata l'indagine sulle fonti, cioè sostanzialmente a quali fondi e dove hai reperito le fonti che ti sono servite per poter scrivere questo libro, dal punto di vista archivistico soprattutto. Nessun fondo, praticamente. Cioè la ricerca è stata una mia iniziativa, sia i viaggi che ho effettuato non ho avuto, né devo dire non ho richiesto supporti economici. No, forse mi sono spiegato male, chiedo scusa. Sì. Io per fondo intendo, cioè le fonti. Sì. Ecco, le fonti hanno riguardato appunto la ricerca. Intanto sono stata 2 volte a Venezia, alla Biblioteca Marciana, poi come detto prima, dalla Biblioteca di Firenze ho avuto il libretto commemorativo del 46, poi dalla Biblioteca Centrale di Roma, grazie anche all'aiuto di mio figlio Gabriele, ho potuto stampare, abbiamo potuto stampare, appunto, dicevo, diverse pagine di bastoni, perché online c'è ancora qualcosa, se non erro, almeno fino a poco tempo fa c'erano. Spero che
Poi devo dire che ho avuto molti documenti nelle ricerche d'archivio, ecco, al Politecnico di Torino. Dal Politecnico di Torino ho avuto appunto la scannerizzazione del libretto universitario di Meloni, il diploma conseguito a Cagliari, al Dettori, sempre dal Politecnico di Torino. Ancora dal distretto militare di Cagliari, in questo caso, ho avuto alcuni documenti, l'atto di nascita, un documento in cui si parla appunto delle sue qualità, viene definito un giovane dal carattere riflessivo, viene definito studioso, dal comportamento irreprensibile. Quindi ecco, queste sono le mie fonti principali. Poi per quanto riguarda invece gli aspetti, diciamo, di carattere più prettamente familiare, ho avuto le testimonianze di due nipoti diretti, tutt'oggi viventi, perché ultra novantenni, figli del fratello Nicolò, il dottor Francesco Meloni, e la sorella Anna Rosa, che mi hanno aiutato un po' a ricostruire, insomma, la figura di Bartolomeo. Devo poi ringraziare una pronipote. Grazie alla pronipote ho avuto alcune lettere. Le lettere sono contenute all'interno del libro. Lettere in cui le sue convinzioni politiche non si rilevano pienamente. Le convinzioni politiche le ritroviamo invece in tutto ciò che ha scritto Zanon d'Albò, tutto ciò che ha scritto un carissimo amico di Bartolomeo, che era Paolo Ballero Pes, se non erro direttore della biblioteca prima a Siena e poi a Torino, della biblioteca universitaria di Siena e di Torino. Ecco, queste sono state le novità del mio lavoro e le mie fonti principali. E poi, ultimo ma non meno importante, sicuramente appunto Renzo Biondo. Renzo Biondo che ha rilasciato tutta una testimonianza dove cita comunque altri partigiani sardi. Perfetto, grazie mille Rita. Grazie, grazie a tutti voi. Naturalmente siamo noi che ringraziamo Rita per questo esempio di impegno, anche di ostinazione nella ricerca storica e nella riscoperta di una figura così significativa e che fra l'altro ci ha permesso di parlare di diverse figure molto significative e care per il nostro istituto, da Silvio Trentin a Renzo Biondo, insomma, ha ripercorso anche una parte della nostra storia come istituto. Mentre naturalmente invito chiunque voglia intervenire a dirlo, a alzare la mano. Ne approfitto per aggiungere una cosa che ho dimenticato di dire all'inizio, anche se ovviamente forse potrebbe essere sottintesa. Questa iniziativa rientra nel programma per il Giorno della Memoria, delle iniziative dell'Iveser per il Giorno della Memoria, nel programma del coordinamento cittadino, che anche quest'anno è molto, molto ricco, quindi ne approfitterei per citare brevemente alcuni degli appuntamenti dei prossimi giorni organizzati dall'Iveser. Si comincia domani a Favaro Veneto con la presentazione del volume di Emilia Piattini su Olga Blumenthal, un volume fresco di stampe che abbiamo già presentato 2 giorni fa qui a Venezia alla municipalità. Olga Blumenthal è naturalmente un'altra figura molto diversa, ma purtroppo accomunata dalla stessa tragica fine in un campo di sterminio in Germania.
E poi un altro appuntamento importante, martedì prossimo il 25 all'Ateneo Veneto, la presentazione del volume Il fascismo italiano, storia e interpretazione, a cura della nostra scusate, presidente Giulia Albanese, iniziativa in collaborazione con Ampia e GL FIAP. Il 27 gennaio, cioè proprio il giorno della memoria, nel pomeriggio un'altra iniziativa molto importante e interessante, c'è un concerto per la memoria presso la Fondazione Levi, un concerto di Michele Gasic, del titolo, concerto che è anche un reading musicale, del titolo Al buio la musica è più forte, dedicato naturalmente anche in questo caso ai temi del giorno della memoria. E poi un'altra iniziativa dell'Iveser, l'itinerario guidato sui luoghi, sulla memoria, diciamo, scusate, un itinerario della memoria che prende spunto dalle pietre d'inciampo, condotto da Stefania Bertelli, che quindi attraverso le pietre d'inciampo ripercorre appunto la memoria di questi eventi a Venezia il 29 gennaio. Queste mi sembrano, ci sono tante altre iniziative, poi c'è tutta la parte didattica, naturalmente i volontari, le docenti comandate dell'Ivese sono impegnati in questi giorni, infatti la sede è, come potete vedere, deserta, a parte per loro, perché sono tutti, come dire, sguinzagliati nelle scuole appunto a portare testimonianze e a parlare di questi temi. Queste sono sostanzialmente le iniziative, poi ce ne sono diverse altre. Ecco, se qualcun altro vuole intervenire, se no magari invito appunto i tre relatori a così, un saluto conclusivo. Se nessuno vuole intervenire, io volevo innanzitutto di nuovo ringraziare Rita e anche sottolineare come ci sia una forza delle relazioni, perché questo è anche una bella cosa, no? Incontri più o meno casuali che poi invece diventano relazioni e diventano relazioni consapevoli, perché Rita, il sottoscritto, Livator e Giulio, tutti noi siamo accomunati comunque, credo, anzi non credo, sono sicuro, da una visione complessiva non solo della storia, ma di società, di comunità, di comportamenti. E quindi questo libro è a maggior ragione un'occasione per cui questi valori possono diventare sistematicamente, no, un patrimonio della nostra nazione, che, come sappiamo, spesso ha dei blackout non solo di memoria, ma di anche altre cose. Allora la storia, secondo me, è un veicolo importantissimo, come sottolineavi tu prima, non solo di identità, ma di futuro, di prospettiva. Chi conosce e chi sa le sue radici, tutte le radici, non selettivamente parlando, probabilmente è un cittadino molto più consapevole. Quindi io personalmente, ma credo tengo l'Iveser, ma non solo, tutte le associazioni che insomma vivono, che sono molto attive, danno questo segnale che la politica a livello alto, a livello medio, a livello basso dovrebbe raccogliere, perché sono risorse, tra virgolette, che riescono o potrebbero riuscire a formare nuove cittadine, nuovi cittadini, nuova idea di cittadinanza. Questi libri aiutano, non solo perché oggi abbiamo fatto un bel pomeriggio insieme a parlare, eccetera, ma perché aiutano, perché poi sono elementi che noi possiamo tradurli in tante altre occasioni, nelle scuole, ma non solo, nei luoghi quotidiani, perché io credo che la cultura debba essere un veicolo di accesso complessivo e non selettivo. Quindi grazie ancora a Rita, mi ha fatto molto piacere vedere. Spero prima o poi di vederci
ho una trasferta mia in Sardegna, che non sono mai stato, quindi un doppio motivo, o ancora di più un'occasione di ritorno di vita a Venezia, perché poi, ripeto, le relazioni sono importanti, non sono delle persone sostanzialmente, quindi le emozioni vivono su questi registri e non solo, sulle ricerche, sugli archivi e sui libri. Grazie. Sì, allora nel prendere congedo anch'io dalla riunione, appunto, vorrei insistere per l'ultima volta sul fatto che è stato importante, come è sempre importante, fissare in una monografia, in un volume, che poi ha una sua dignità di esistenza slegata magari dal contesto di un periodico, di una rivista, quindi un volume che ricorda il sacrificio e la lotta di un partigiano. Questo perché appunto c'è quella frase che si cita spesso, che si dice che la morte di una persona è una tragedia, la morte di 1 milione di persone è una statistica. Quindi dire che nella resistenza italiana ci sono state centinaia e migliaia di persone tende a far dimenticare il fatto che ci sono state centinaia di migliaia a volte per uno. E quindi ricordare una persona in questo contesto con delle fonti ci aiuta sostanzialmente a scrivere la storia del nostro paese. Mi è capitato qualche tempo fa di partecipare a un'altra presentazione di un volume, questa volta dedicato da Alfredo Vivian, che è stato uno dei fucilati in Riva dei Sette Martiri, una persona che a 30 anni era già veterano della guerra di Spagna e del confino, e una delle persone che erano lì a un certo punto mi fece la solita battuta: beh sì, ma durante la resistenza ognuno si faceva il suo interesse. E io dissi: beh Alfredo no, e neanche Bartolomeo. Per cui dopo la crisi delle ideologie ma anche delle idee, e che è seguita alla fine anche del secolo breve, dove sostanzialmente ognuno si fa i propri interessi o pensa che sia giusto e morale anche curare solo i propri interessi, un po' di Novecento, un po' di servire un ideale e un concetto astratto di bene comune può fare bene. E per farlo al di là appunto della retorica, fare un libro con i piedi per terra, con le fonti che ricordano una persona è importante. E per questo ringrazio Rita e saluto tutti voi. Quindi io rinnovo i ringraziamenti a tutti voi per le parole di apprezzamento della mia ricerca, che spero appunto possa contribuire. Ecco, nel mio piccolo ho tentato di fare qualcosa affinché appunto questa indifferenza che spesso dilania, diciamo, le coscienze di molti, sfumi e possa essere ostacolata. Quindi, ripeto, rinnovo i ringraziamenti a tutti, grazie per avermi invitato, saluto tutti e grazie ancora. Bene, a me non resta che ringraziare tutti quelli che hanno partecipato, in particolare naturalmente Giulio Bobo, Marco Borghi e soprattutto Rita Arca, che in qualche modo è stata nostra ospite apprezzatissima, ci ha fatto molto piacere, spero ci saranno nuove occasioni e do appuntamento naturalmente alle prossime iniziative dell'IVESER. Buona serata a tutti.